abbiamo voluto dare una quadratura, chiudere definitivamente un problema e così abbiamo fatto, perché siamo arrivati e si arriverà qua in sicurezza. Intervento concluso e taglio del nastro a Castelfranco per la nuova pista ciclabile lungo la Postumia a Salvarosa. A essere messe in collegamento via Loreggia di Salvarosa e via Montebelluna, punto strategico della viabilità della zona. Un'opera da 900.000 euro che mette in sicurezza e collega questo polo scolastico con la frazione di San Floriano. E siamo partiti qualche anno fa nel programmarla e progettarla, costava 510.000 euro all'epoca, i costi sono lievitati per le questioni note di aumento delle materie prime. Comunque l'abbiamo finita e chiusa grazie appunto a una sinergia tra amministrazione comunale e provincia di Treviso. Mettere in sicurezza gli studenti che vengono in questa scuola era un obiettivo e l'amministrazione l'ha perseguito con tenacia. 2 scuole nelle vicinanze, quindi le medie Saviane e l'Istituto Superiore Sartor. Percorso protetto e adeguatamente illuminato, con 2 spazi di fermata per la sosta degli autobus. Gli amministratori hanno testato in prima persona la nuova pista. Tanto di cappello. La soddisfazione più grande è che, sommata alla rotatoria che mette in sicurezza la Postioma con via Loreggia, mi sembra sia, realizzata sempre in sinergia comune e amministrazione comunale qualche anno fa, si può dire che oggi questo polo scolastico è fruito e potrà essere fruito in sicurezza.